Alle 19.38 sul Rosso di Sera cambiamo decisamente argomento e parliamo della stagione di musica del Teatro Comunale Fusco, che prende avvio il 16 dicembre, e a dare il là ci sarà Alessandro Napolitano con il progetto The Three of Us. E Alessandro Napolitano è proprio qui da noi, ospite in studio qui con me a Cittadella la radio. Ciao Alessandro, benvenuto. Ciao, grazie a tutti, ciao. Allora, la prima cosa che colpisce di questo progetto è che, come le belle cose di jazz, è nato un po' per caso. Ma sì, è nato nel senso che è stato un disco che abbiamo registrato, avevo perché a scuola dove insegno avevo questo pianoforte a coda poggiato lì, quindi, e era mio ospite questo pianista eccezionale che si chiama Bill O'Connell. Era mio ospite perché eravamo in giro per una serie di concerti, e allora ho contattato un mio amico bassista di Bari che era Nico Catacchio. Con Bill abbiamo detto: ma sì, dai, registriamo, vediamo, buttiamo lì. Ed è stato un disco che io ho tenuto nel cassetto per forse 5 anni. E poi un giorno un amico, tra l'altro un musicista molto bravo, mi ha detto: guarda Alessandro, per questo tipo di genere il Giappone è perfetto. E quindi ho mandato presso un'etichetta giapponese, e da lì è nato questo disco, questa collaborazione, e abbiamo vinto il 4º posto in Giappone come miglior disco jazz. E tra l'altro questo sta portando anche degli ottimi risultati, so di migliaia di sì. download, esatto, vedi, sei molto più tecnologico di me. Sì. Beh, adesso voglio dire, i dischi non se ne vendono più, quindi voglio dire, adesso è rimasto l'unica forma per ascoltare musica, andare su queste piattaforme, Spotify, iTunes e così via. La cosa carina per noi artisti è vedere quanto il tuo disco vive, no? Nel senso, quanta gente te lo ascolta, quanta gente te lo va a sentire, te lo va a scaricare, quindi questa è molto carina. Invece prima col disco magari si sapevano dei numeri, ma era molto più difficile vendere tante copie. Come mai il Giappone secondo te ha questo amore spropositato verso il jazz? Perché non sei il primo jazzista, tra l'altro di livello, perché Napolitano ce lo invidiano a livello internazionale, non solo nazionale. No, ma forse il presidente invidia. No, io parlo proprio di te. No, grazie. Ma il Giappone sicuramente ha una grande attenzione proprio a tutto ciò che è arte, cioè nel senso è un popolo veramente pazzesco, nel senso è veramente un altro mondo, e col jazz amano però un determinato settore del jazz, che è quello proprio del trio jazz, pianoforte, batteria e contrabbasso classico. Difatti poi ho provato anche dopo a mandare anche altri dischi fatti, per esempio ho mandato un disco con in orchestra un po' più fusion, ed è piaciuto, ma relativamente. Quindi sono proprio amanti del trio jazz, quindi alla Bill Evans, per dirtene una, al trio storico di Bill Evans. Sono classici, diciamo così. Sì. La contaminazione, che poi è parte del jazz, evidentemente piace fino a un certo punto. Sì, è vero, sì, ho riscontrato anch'io questa cosa. Però è un popolo molto attento proprio a queste, e quando fanno i concerti sono sempre molto attenti, sono sempre molto, così come anche la Cina adesso si sta sviluppando. Mi è capitato un aneddoto carinissimo. Ho avuto una mail da il direttore di una scuola molto importante cinese, che si complimentava per il lavoro fatto, e io ho detto che anche didatticamente lavoravo bene, avevo circa 60 allievi, e la risposta è stata che questa scuola ha circa 550 sedi in tutta la Cina con oltre 60.000 allievi, quindi mamma mia. Io i miei 50 allievi mi sono sentito piccolo, però 60.000, oddio. Madonna, sì. È una città. No, terribile, sono 550 sedi, una scuola favolosa, poi livello altissimo. Alessandro, tu inauguri la stagione musicale del Fusco, la prima del Teatro Comunale, la prima che parte, insomma, stagione musicale proprio del teatro. Sì. Beh, c'è una bella emozione, immagino. Beh, sì, voglio dire, poi è anche bello, si dice sempre nemo es profeta in patria, no? Però in questo caso, voglio dire, no, nel senso, apriamo questa bellissima stagione. C'è proprio l'amministrazione che, devo dire, è molto attenta a queste situazioni artistiche. Io ho fatto parte di questa situazione che ha creato il comune, che si chiama Emergenze Musicali, sì, dove, un bando. Esatto, giusto? è stato un bando dove parecchi artisti locali, in base alle loro esperienze al lavoro svolto, sono stati scelti e selezionati. E mi diceva proprio la persona che ha selezionato, che è Michelangelo Busco, che è il direttore, il direttore del Teatro Comunale Fusco. Esatto, e che ha avuto molta difficoltà perché il livello era molto alto. Quindi sì, ce l'ha detto, anche è stato ospite qui da noi, e ce l'ha ribadito. No, infatti certo. ci sei tu con The Three of Us, ricordiamo, il 6 dicembre al Fusco per l'inaugurazione di questa stagione. Sì, e con Dominique Di Piazza al basso, che è uno dei più grandi bassisti al mondo,
mondo, e un altro grande talento proprio nostrano che è Mirko Maria Matera, un pianista eccezionale delle nostre parti. Conosciamo bene anche Mirko, approfittiamo per salutare anche lui. E poi ci saranno i Leitmotiv il 31 gennaio, il 7 febbraio Elegy of Madness, e quindi queste sono le 3 realtà musicali locali selezionate a Taranto. Noi adesso dobbiamo dare musica, pubblicità e quant'altro, poi torniamo insieme.